Un consuntivo di questi 4 giorni che hanno visto il Festival della Strada degli Scrittori presente ad Agrigento nelle sue varie sfaccettature. Si è parlato di politica, ma anche al Teatro Pirandello con la figura di Pirandello, ma anche momenti anche ludici, di spettacolo, di intrattenimento, in vista chiaramente dell'arrivo del Presidente della Repubblica. Il 150esimo è intanto una ricorrenza che mi pare si sta vestendo di grande significato e soprattutto vede una concentrazione di iniziative non solo ad Agrigento ma nel resto del paese, a Roma, con questo bel convegno intanto che il 26 avverrà alla Sapienza, all'Università La Sapienza, e che vede il coinvolgimento del mondo della letteratura italiana ma soprattutto anche il mondo accademico. E tante altre iniziative in diverse parti d'Europa. Poi il momento clou, forse probabilmente quello di maggiore impatto mediatico, sarà con la venuta del Presidente della Repubblica, ma iniziative si stanno svolgendo a diverso tenore. Non passi inosservato quello che è accaduto la settimana scorsa all'interno del Festival della Strada degli Scrittori, con questo bel connubio tra Pirandello, la letteratura, gli studenti e la messa in scena, che ha visto partecipare ragazzi di tante parti d'Italia, non solo d'Italia, ragazzi spagnoli, ragazzi venuti dal Libano, Pirandello che diventa internazionale ad Agrigento in maniera fisica, benché lo sia sempre stato nella sostanza. Poi la Strada degli Scrittori rappresenta tra quelle intuizioni, secondo me, buone, che dicono una cosa all'esterno, che questo territorio esprime tante cose, esprime la grecità, esprime le vie del gusto, esprime le vie del vino, esprime la balnearità, ma esprime tanti letterati che in un'area di superficie abbastanza limitata hanno costituito una connotazione fondante nel Novecento, e non solo nel Novecento, perché Camilleri è anche dei giorni nostri, Simonetta Agnello è dei giorni nostri. E quindi anche quella, secondo me, una via di offerta che si dà all'esterno che non va sottovalutata. Per cui il festival speriamo che rappresenti il primo momento di una serie di eventi che si legano alle lettere e si legano al territorio agrigentino.